Bentornati su Radio News 24 e On Air. Io sono Manuel Marasco e oggi siamo qui con il nostro ospite Mauro Rossato, ingegnere ed amministratore dell'ente Vega Formazione. Ciao Mauro. Ciao, tutto bene? Sì, tutto bene. Allora, ti volevo chiedere qualcosa di più per quanto riguarda questo ente. Di cosa si occupa? Ci occupiamo di formazione in tema di sicurezza sul lavoro. Ok, in particolare qual è la sua routine? La mia quotidianità è quella di gestire un po' tutte le attività che che svolge il mio personale, quindi tutte le persone che si occupano di organizzare i corsi di formazione che vengono tenuti presso la nostra sede e, dato il periodo, in videoconferenza o in e-learning, che sono delle modalità diverse per partecipare alla formazione, ai corsi di formazione. Ok, più o meno qual è la storia di questo ente? Quando è nato e come mai è nato? Allora, ci occupiamo di formazione dal 1992. Naturalmente, come succede spesso, siamo cresciuti gradualmente ed oggi formiamo circa 12-13 mila persone ogni anno. Ok, allora per quanto riguarda lo stato attuale, come vi state muovendo? Ovvero utilizzate i social, utilizzate delle piattaforme per appunto formare dei ragazzi? Come vi state muovendo? Sì, naturalmente i partecipanti ai nostri corsi sono lavoratori, nello specifico, lavoratori preposti, dirigenti o comunque consulenti che si occupano di sicurezza sul lavoro, anche i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione aziendali. Quindi la maggior parte dei nostri clienti sono aziende che possono essere medio-piccole o anche aziende grandi, di grandi dimensioni. Ok, quali sono gli obiettivi futuri per quest'ente? Che cosa avete in mente? Dove volete spostarvi o insomma quali cambiamenti avete in mente di fare, soprattutto dopo questa fase difficile data dal Covid? Sì, allora il Covid ha sconvolto un po' i piani e gli orizzonti di tutti. È una realtà con la quale dobbiamo ovviamente confrontarci e prendiamo i lati positivi perché ha dato una spinta anche all'evoluzione tecnologica. Noi, per esempio, oltre a effettuare corsi di formazione in aula presso le nostre aule, sono da 7 anni che abbiamo sviluppato una nostra metodologia anche in videoconferenza, quindi la videoconferenza, che è considerata a tutt'oggi una modalità parificata da un punto di vista di risultati alla formazione in aula, ovviamente, dato il problema del coronavirus, sta prendendo sempre più piede. Fortunatamente noi ce ne occupiamo già da 7 anni e quindi abbiamo esperienza in merito. In questo momento, tanto per dare un numero, le attività di formazione che noi svolgiamo sono al 60%, circa 60-65% in videoconferenza e un 40% scarso in aula. E tenete conto che ci sono dei corsi che bisogna effettuare in aula, tipo, non so, un corso di primo soccorso, un corso di addestramento per lavori in altezza, oppure per l'uso dei carrelli elevatori. Ok, c'è la possibilità, ad esempio, su un sito web di poter vedere quali corsi offrite? Beh, certo, abbiamo un sito www.vegaformazione.it. Ok, mentre nella parte social, appunto, come la state gestendo? Ovvero, cosa i nostri ascoltatori possono trovare, aprendo ad esempio la pagina Instagram o Facebook? Beh sì, siamo presenti sui social come d'altra parte oggigiorno è necessario, e attraverso i social ovviamente pubblicizziamo o comunque diamo informazioni in merito ai corsi che svolgiamo, che sono sempre nell'ambito in tema di sicurezza sul lavoro, ma quindi sono corsi sia obbligatori che o anche non obbligatori, perché come sappiamo in Italia alcuni corsi che riguardano la sicurezza sul lavoro sono obbligatori per legge. Ok, mentre per quanto riguarda il settore video, diciamo, avete anche un canale YouTube, da quello che ho visto. Cosa possiamo trovare lì? Sempre dei video, delle piccole presentazioni? Che cosa troviamo? Sì, abbiamo alcuni canali YouTube, tra cui quello di Vega Formazione, ma abbiamo anche un osservatorio sicurezza sul lavoro che mensilmente dà i dati sugli infortuni mortali, o meglio,
analizziamo i dati che rileva l'INAIL e quindi li elaboriamo per individuare quali sono le criticità in tema di sicurezza sul lavoro. Purtroppo, come sappiamo, in Italia l'infortunio mortale è sempre presente, i numeri sono piuttosto elevati e in questo periodo anche il Covid non aiuta assolutamente i numeri. Allora, ricordiamo agli ascoltatori che possono trovare Vega Formazione sulla pagina Facebook Vega Formazione o su Instagram alla pagina Vega_Formazione. Vorrei salutare appunto Mauro Rossato e ringraziarlo per essere venuto qui. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. Ricordo a tutti gli ascoltatori di Radio News 24 e On Air che ci saranno altre interviste storie, quindi rimanete connessi.